Ora dovrei dire solo due parole sul Trallallero che stiamo per cantare, che è il Trallallero di San Giambattista. Allora, questo è un brano che ha una genesi breve perché è nato 15 giorni fa e così, io ho finito di scriverlo sulla base di tanti discorsi che abbiamo scritto fatto. lui. Sì, ho scritto io però. Adesso c'è quella fare lì acceso che bisognerebbe, che poi io mi sento qua che... No, dicevo, adesso bisognerebbe fare un discorso di questo tipo. Io l'ho scritto, però sicuramente non ci sarei riuscito se non ci fossero stati loro, anche se loro non hanno detto né fatto niente, a parte Leonardo che aveva messo per iscritto alcune idee che sono servite e sono subito state impiegate. Allora, brevissimamente vi racconto la storia, perché poi quando la cantiamo tante parole forse non si capiscono. Un po' perché è la prima volta che la cantiamo, quindi non so se arriviamo in fondo normali, e un po' se magari in mezzo alla squadra si capiscono male. Comunque la storia è questa. Allora c'è un paese, c'è una festa di paese, il giorno di San Giovanni Battista, che i cavalli Bardet e o Cristo Nuovo li sacerdotori. Allora, ci sono già due simboli molto belli che sono il Cristo Moro, che è diciamo quello più, in teoria noi tutti quanti dicono Cristo Moro, Cristo Moro, Cristo Moro. Associato a questa scena di paese c'è Pugioge, che è un signore di paese che porta a passeggio sua figlia. E già qua di nuovo c'è un altro punto, perché la figlia, una volta, mio nonno mi diceva, quella figlia lì ha le ciubella con Cristo Moro. E allora, sì, perché giustamente c'era questo metodo di paragone, no? Cioè vuol dire, il Cristo è una cosa bellissima, quindi se la figlia, la ragazza è più bella ancora del Cristo Moro, proprio siamo veramente... Allora, questo signore porta a passeggio la figlia e c'è un giovanotto che fa l'occhiolino a questa ragazza. Il papà se ne accorge e dice, mia figlia è lesta, però io sono più sveglio di lei, stasera non la faccio uscire. Tanto che... Bene. Poi cambia scena, perché noi siamo così, siamo un po' cinematografici in queste storie, no? Cambia campo, c'è la ragazza vicina al Cristo, a lei infiore i canti. I canti, mi penso che sia, non so se lo sapete tutti chi, perché sei tutti gente dell'oratorio con Cristo. Allora, i canti e i fiori, no? Tutte quelle belle decorazioni che ci sono sui crocifissi. Allora c'è la ragazza lì e un fiore in mezzo a questi fiori. La ragazza guarda Gesù, no? E questo Gesù sembra che le dica sofferenza, solo una parola, no? Alla mia quell'uomo davanti, sofferenza, cupà, ulege di. Allora la ragazza comincia a pensare e noi diciamo, se si canta la vita degli uomini, perché in questo caso si parla di vita di uomini, no? Ci sono persone che vivono in un paese, essere in squadra è una ricchezza. Terra è sé, ma una sola bellezza. Quindi la bellezza, il concetto di bellezza è uno solo. In terra c'è una bellezza, in cielo c'è un'altra, però non è una bellezza diversa, è una sola. Si parla di bellezza. Aprite gli occhi se volete scoprirla. Questo è il messaggio che dà il nostro Trallallero. Che ci sono tante cose brutte, però la bellezza, cioè che hanno fatto questo capolavoro, la grande bellezza, no? Accorgiamoci tutti quanti, tutti i giorni, della bellezza che c'è. Stasera qua ce n'è tanta bellezza, ci sono due cori, ci siete voi che siete bellissimi, quindi l'oratorio, l'avevo già detto signora, scusi, lo dico un'altra volta, è bellissimo, uscì, Sì, lo so, perché ho visto lei, mi viene, cioè, è tranquilla, dico prendiamo di mira. No, comunque davvero, a parte gli scherzi, è una bellezza essere qua, quindi adesso cantiamo la bellezza.